Salvatore De Dola oggi ci presenta un argomento, un tema molto interessante che non viene mai discusso. Praticamente il linguaggio dei ramai di Isili è un relitto del passato remoto di un gergo che veniva parlato da questi artigiani di Isili, che si è conservato nella memoria di chi ancora svolge questa attività nel paese di Isili. Sapete che a Isili c'è il museo del rame dove sono esposti tantissimi manufatti di questi artigiani e secondo i ragionamenti di Salvatore questi ramai hanno conservato una serie di termini e di frasi che esulano dalle lingue che poi sono arrivate in Sardegna, ad esempio il latino. Quindi sarebbe la testimonianza di una lingua arcaica che a Isili è riuscita a mantenersi in tutta la sua bellezza, perché è un gergo particolarmente interessante. Tra l'altro se non ho capito male da qualche articolo che ho letto di Tore, che poi sarà sicuramente esplicito nello spiegarlo, è legato anche al ritmo e al rumore del metallo che viene percosso da questi ramai. O sbaglio, Tore? No, l'ho visto in un documentario. Praticamente no, loro... Deve essere un'idea altrui quella. Ok, allora avremo modo anche di sviluppare questa idea. Praticamente loro, mentre battono a ritmo sul rame, cantano una sorta di filastrocca, sempre diversa, secondo che tipo di lavorazione stanno facendo. E mi ha ricordato, questo quindi arricchisce anche il confronto, mi ha ricordato una vicenda legata alla navigazione antica. Siccome in antichità non c'erano i GPS, non c'erano le carte nautiche e si viaggiava un pochettino, a vista, avevano delle tecniche di navigazione a remi per spostarsi in determinati punti, in cui cantavano delle filastrocche e remavano con quel ritmo e sapevano la distanza da percorrere in base alla filastrocca. Quando finivano queste filastrocche erano arrivati. Chi studia arte orientale studierà anche queste cose. Adesso io vi auguro una buona serata, farò qualche fotografia, dopo spiegniamo le luci per vedere meglio. Do la parola a Salvatore che, oltre a presentare il gergo dei ramai, dico giusto una parola, lui oggi avrebbe dovuto presentare questo libro. È il primo volume dell'Enciclopedia della Civiltà Sciardana, una opera che ha scritto, pubblicata dal Grafiche del Parteolla, Paolo, giusto? Quindi un editore di Dolianova, e in questo primo volume parla di musica e medicina, quindi in ogni volume ci sono sviluppate alcuni argomenti, alcune argomentazioni. Naturalmente stasera i due relatori che avrebbero dovuto presentarlo non erano disponibili, quindi la presentazione di questo la rimandiamo a l'anno nuovo appena arriva. Andrea, la prima data me la fissiamo. La prima data la fissiamo, quindi lo presenteremo in un'altra occasione, però possiamo comunque sfogliarlo qui tutti quanti insieme, potete anche acquistarlo. Se vuoi dire anche due parole su questo prima di iniziare sul gergo dei ramai. Buona serata a tutti, buona serata soprattutto a Salvatore. Me l'avrebbero presentata 2 o 3 specialisti, uno in medicina, sarebbe stata oggi, e 2 specialisti in musica antica della Sardegna, il professor De Plano, che è il più grande specialista mondiale di sugantu a tenore, e il suo collega è il professor Marchionni, specialista di organo, che ugualmente si è affiancato a De Plano per lo studio delle musiche antiche della Sardegna. Però non è stato possibile presentare il libro in questi giorni. Io oggi perciò ho ripiegato su un tema che sapevo che Montalbano voleva ascoltare dalla mia voce, un tema che ho portato alla mia grammatica, perché questo tema è inserito
totalmente in questo libro qua. Questa è la grammatica storica della lingua sarda. Ed essendo una grammatica storica ho dovuto specificare bene alcune cose importantissime della storia della lingua sarda, per esempio la traduzione della Stele di Nora, che praticamente si può dire che è il primo documento della lingua sarda, e poi ho specificato bene la questione dei ramai, sulla quale ora mi soffermerò. E naturalmente nella grammatica ci sono tutti gli altri fenomeni della grammatica sarda spiegati in termini storici. I ramai. E sui ramai si è scritto molto, però come al solito gli studi sono di altro tipo. Sono studi che non sono mai riusciti a quagliare qualcosa di concreto per il semplice fatto, sembra paradossale ma è così, scusa, ciao Antonio, per il semplice fatto che i ramai per primi sono stati coloro che hanno, intorbidato le acque dell'interpretazione delle loro gesta e della loro storia. Nel libro ho spiegato tutto, proprio perché loro per primi hanno intorbidato le acque, la gente, gli studiosi non sono mai riusciti a capirne granché di questi poveri ramai. Non se n'è mai capito nulla in ogni senso. Per esempio, io parto dalle ultime considerazioni. In Sardegna, è proprio la gente che si vuol far male, no? In Sardegna vogliono insistere su una teoria che voi che ormai siete esperti di archeologia e qua c'è qualcuno veramente esperto, griderà allo scandalo. La teoria è questa, che i ramai sono arrivati in Sardegna al massimo 3 secoli fa. Prima non c'erano. Una teoria del genere, che è stata, mi è stata scritta da poco su un'email da un professore universitario, io gli ho spiegato amorevolmente che non campa né in cielo né in terra, perché i ramai in Sardegna sono sempre esistiti, fino a prova contraria. Sono esistiti fino a prova contraria dall'età del rame. Però vengono a dire questo. Tenete conto che questa idea, grosso modo, vige anche ad Isili, dove stanno ancora i ramai. Per la verità ne è sopravvissuto uno col figlio, si dice che siano 2 i ramai, padre e figlio. Il signor Pizzalis, uomo in gamba, che vorrebbe scrivere qualcosa anche sui ramai, però lui si vuole soffermare proprio sulla storicità di quanto lui conosce. Per esempio sul fatto che i ramai hanno acquisito, in Sardegna, hanno acquisito per ultimi la tecnologia della laminazione e della lucidazione con acidi. Prima non esisteva quello. Benissimo, l'hanno acquisita per ultimi, ma tutto questo deriva dal fatto che i ramai della Sardegna sono vissuti da quando ci sono su un'isola, e l'isola della Sardegna, per ovvie ragioni, tutti sanno che era un'isola esclusiva, nel senso che una volta che uno ci arrivava, prima di ripartirsene se ne voleva, praticamente metteva radici qua e continuava la sua vita qua. Perciò si possono ipotizzare varie ondate di ramai dall'inizio dell'età del rame, però che i ramai non siano in pratica connaturati con la Sardegna, qualcuno me lo deve spiegare. Se ci sono degli archeologi presenti mi devono spiegare da quando inizia l'età del rame e come si è sviluppata l'età del rame, con quale facce si è sviluppata in Sardegna l'età del rame, e quali contributi l'età del rame ha dato al Mediterraneo, perché per esempio l'ultimo libro di Ugas, Giovanni Ugas, Sardana e Sardegna, parla abbondantemente di questi fenomeni, e lui sostiene che gli Sardana in pratica imperarono nel Mediterraneo, la fecero da padroni per tantissime cose, già dall'inizio dell'età del rame. Per cui
Sembra ovvio che a prescindere da qualche apporto tecnologico nella battitura del rame, nel trattamento del rame, bisogna considerare il ramai come qualcosa di connaturato alla Sardegna, perlomeno nel linguaggio, perché io sono linguista e tratto principalmente il linguaggio. E pertanto dicevo, tutti gli studiosi dei ramai, della lingua, del gergo ramaio, si sono soffermati su degli argomenti che a mio avviso hanno poco valore, poco spessore. Intanto devo dire che i miei predecessori, linguisti, per predecessori intendo linguisti come me, i miei predecessori non hanno fatto etimologia. Io sono etimologo, tutti lo sanno, e ci tengo a specificare questo. L'etimologia è una cosa molto seria, è una cosa molto diversa invece dalla giusta posizione delle parole. Cioè, tutti quelli che mi hanno preceduto nel fare etimologie sulla lingua sarda, spesso e diciamo anche volentieri, hanno giustapposto le parole, le hanno affiancate. Questa parola è uguale a quell'altra parola mediterranea, italica, spagnola, ok, giustapposte in termini proprio relativi allo stesso periodo, come dire, questa è la tale parola sarda vigente oggi, è uguale alla tale parola spagnola vigente oggi, uguale a quella parola, che so io, italica o greca vigente oggi. Giustapposizioni che non tengono conto neanche dello scorrere del tempo, della diacronia, ma tengono conto esclusivamente, almeno nei fatti, della sincronia, cioè della sincronicità degli avvenimenti, dei fenomeni, e non invece della loro storia appunto diacronica. Questo è il primo grande aspetto che io voglio e che ho messo in evidenza, voglio evidenziare e ho messo in evidenza nella mia grammatica. Poi loro, cercando come dire, in qualche modo di qualificare il gergo ramaio degli isilesi, sono andati a inventare la questione della parlata segreta, per esempio, sostenendo che moltissimi gruppi di ramai usano una parlata segreta. Una parlata segreta che, vabbè, io l'ho spiegato che cosa significa. È tutto il contrario. La lingua non è segreta di per sé, per sua natura, per cui anche questa questione del linguaggio segreto fa ridere. Comunque l'ho spiegato bene nella mia grammatica. Ecco, in ogni modo, vi chiedo altra acqua, In ogni modo, tutti questi studiosi pongono il focus della parlata ramaia, del gergo ramaio, presso Di Pignano, in provincia di Cosenza. Il focus praticamente è quasi un luogo da cui si è sviluppato tutto il linguaggio dei ramai. Pertanto si è sviluppato andando in tante direzioni, ma sempre fermandosi all'Italia, escluso un altro focus parallelo, chiamiamolo così, che riguarda l'Albania, per cui si sostiene che c'è grande parentela tra il linguaggio di Pignano e quello dell'Albania. Però in realtà, a parte quello di Tremonti, ci sono 5 o 6 posti in Italia che neanche cito, no? In realtà le parole che si assomigliano fra questi gruppi ramai sono in realtà poche. Forse il numero più alto ce l'abbiamo proprio noi. Per esempio, su 432 parole di Pignano, la Sardegna ne condivide 54. Insomma, però ecco, sono tutti calcoletti fatti da coloro che mi hanno preceduto, che però evadono il problema. Io vorrei andare veloce su questo. Evadono il problema perché non si pongono il problema della lingua dei ramai. Quale è stata, come mai noi ce la troviamo in Sardegna incistata entro il linguaggio di Isidi?
perché quello di Isili è già particolare nella parlata sarda. È particolare però nel più vasto ambito della parlata appunto di tutta la Sardegna, però si trova incistato lì fra di loro e da lì non si muove. Non riescono a cavarne piedi da questo problema. Io volevo dirvi molto velocemente che in realtà questa parlata è veramente speciale. Sono quasi tutte, abbiamo sopravvissute circa 400 parole. Quasi tutte sono incomprensibili per chi usa un sardo normale. Ve ne cito proprio qualcuno perché voglio andare al sodo della faccenda. Per esempio, Minega e Coveddari. Chissà cosa significa, significa moglie e marito. La frase una landriade allenta significa un bicchiere d'acqua. Intrappa una maggera significa cappotto e così via, insomma, no? Potrei citarvene a centinaia di queste frasi. Molte sono state scritte in quaderni sardi, saggio di grammatica romanisca di Francesco Corda. È pertanto una lingua un po' strana. Io, siccome dei ramai si è detto tutto è il contrario di tutto, ho tentato di capire proprio il punto di partenza di questo linguaggio. Siccome si dice che siano addirittura derivati dall'India, e allora, visto che esiste il dizionario dell'antico indiano, il dizionario sanscrito, sono andato a vedere, a cercare 10, 20, 30 di queste parole così a caso, per vedere se nel dizionario sanscrito esistevano. Non esistono. Dei ramai se ne è parlato bene o male, bene e male, più che altro male, perché tutti sanno che i ramai erano in realtà degli zingari. E comunque l'ho scoperto io, casomai non l'avessero già scoperto gli altri. Ho scoperto che erano categoricamente zingari. E allora, se erano zingari, erano girovaghi. Il problema del girovagare è un problema gigantesco che risale all'età della pietra, ma nessuno se l'è posto. Qua c'è qualcuno che mi ha ascoltato nella conferenza di Isili e sa come ho posto il problema. Quelli di Isili gridano vendetta per come ho posto il problema, però io lo ripeto, loro sono girovaghi ab origine. E il fatto che noi abbiamo dei ramai anche in Sardegna che sono fissi, perché sì, è vero, da Isili poi battendo il rame, facendo i calderoni eccetera, andavano a venderli in tutta la Sardegna, ma noi scopriamo che nel secolo scorso c'erano più ramai a Sassari che non a Isili, fissi lì, e così anche a Cagliari e in vari paesi della Sardegna, per cui non è vero che si fossero incistati solo a Isili. A Isili ci sono gli ultimi ramai, non ce n'è più in giro. In ogni modo, dovunque fossero stabili i ramai, da lì partivano per vendere poi i loro prodotti. Erano mobili in Sardegna in questo senso, e solo in questo senso. Non potevano per ovvi motivi tornare sull'altra sponda del Tirreno, viaggiare per l'intera Europa, per l'intera Asia, come invece hanno fatto gli altri ramai, che hanno sempre viaggiato dappertutto. Sono camminanti viaggiatori per antonomasia. Però io vi prego, chiedo a tutti quelli che sono interessati al problema dell'età del rame di seguirmi bene, perché io sto ponendo delle questioni di estrema importanza che nessuno ha mai posto, perché ci sono arrivato esclusivamente per via linguistica. Noi, finché non traduciamo il significato del loro etnos, della loro etnia, non riusciremo mai a cavarne piedi. E scopriamo intanto che loro avevano 13 nomi, mica uno. Avevano 13 nomi. E li vedremo qua, però ecco, voglio partire da zero, cioè, e dico subito che il linguaggio dei ramai io l'ho tradotto tutto, cioè mentre Cortelazzo, il professor Sole come si chiama e tanti altri
il professor Tramper a Cosenza, eccetera, abbiano tentato disperatamente di tradurre quel linguaggio, non ci sono riusciti e, come dicevo, hanno fatto solamente giustapposizioni di parole, mentre io invece sono sceso nel profondo traducendo tutte le parole ramaie e scoprendo che le parole ramaie risalgono dalla prima all'ultima, sono traducibilissime. Perché sono traducibilissime? Perché risalgono dalla prima all'ultima all'età sumerica, cioè alla lingua più antica del mondo, vecchia di, si dice, 5.000 anni, ma in realtà poi va più lontano nel tempo fino a sparire nelle nebbie del tempo. Perché sparisce nelle nebbie del tempo? L'ho spiegato in tutti i miei libri, perché la lingua sumerica è la lingua più antica del mondo in ogni senso, risale all'uomo di Cro-Magnon. L'uomo di Cro-Magnon, mi corregga qualcuno se sbaglio, si dice che provenisse dalle alture etiopiche e seguendo il corso del Nilo se ne arrivarono al delta. Così l'uomo di Cro-Magnon si fece vivo nel Mediterraneo, invadendo tutte le coste mediterranee, prendendole proprio a tenaglia. Prendendole a tenaglia e poi saltando i Dardanelli e Gibilterra e prendendo a tenaglia tutto il resto. Ecco che dopo aver preso a tenaglia tutto quanto, arrivati in queste coste, essendo in periodo di glaciazione, videro la facilità di passare magari con zattere fatte con otri di bue, colme di fieno. Su queste zattere in periodo estivo riuscirono a passare nell'arcipelago toscano, arrivare in Corsica e poi in Sardegna. L'uomo Cro-Magnon arrivò in Sardegna in questo modo e parlava già la lingua sumerica, parlava già la lingua dei Ramai. Questo vorrei che fosse chiaro, perché tutte le parole ramaie sono parole sumeriche. Questo deve essere chiaro, perché altrimenti non si riesce ad andare avanti sulla questione. Tutte le parole ramaie sono in questa grammatica. Però io voglio andare invece alla questione etnica, che è molto più importante. Allora andiamo avanti. Questo per farvi vedere che la lingua sumerica è alla base di tutte le parlate mediterranee. Per esempio, prendiamo la parola nano in Sardegna, nano, uomo piccolo, basso. In italiano nano, in latino nanus, in greco nanos. In sumerico, siccome è tutto monosillabi il sumerico, abbiamo nanu, non uomo, come leggete, non uomo, facile capire il perché. Prendiamo la farfalla, un'altra parola mediterranea, guardate lì, fermiamoci qua, in ebraico par, abbiamo la R a posto della L. Chi conosce un pochino, almeno ha orecchiato un po' di egizio, sa che gli ebrei sono stati a contatto con gli egiziani continuamente e gli egiziani scambiavano la R con la L, per cui la parola è identica, quella italiana è identica a quella ebraica. In sassarese abbiamo barabattura, detto velocemente, cioè è la stessa parola ebraica con la B però, e viene dal sumerico. Barbar è un raddoppiamento sumerico, proprio per indicare il superlativo, la bellezza. Barbar, più tur, nel caso del sassarese. Barbartur significava piccola navetta, cioè per l'attitudine delle farfalle di posarsi qua e là. Piccola navetta, cioè piccolo shuttle. Ecco, entriamo subito in medias res. Il rame, guardate un po' la sua origine. Dal sumerico ramu, ra, solare, luminoso, mu, incantesimo. Significa, il rame significò in origine splendore incantevole. Splendore incantevole.
In accadico, badate bene, che è una lingua poi insediatasi posteriormente al sumerico, abbiamo erium, eriu o erium, secondo le parlate, o anche eru o erium, insomma ne abbiamo di ogni tipo di queste parole, ma tutte hanno la stessa radice, come vedete, che questo erium significa rame. Dal sumerico erida, rame proprio, i sumeri la chiamavano erida, mentre gli italici la chiamavano ramo, un po' come i sardi. Da questo eru, proviene il latino es eris, rame, vedete la radice, rame. Quindi il rame non deriva dal latino, vedete, questi famosi asterischi che mettono gli indogermanisti, le mettono in tutte le parole, non deriva da aeramen né da aramen, va bene? Tutti gli indogermanisti dicono questo, per cui si mettano l'anima in pace, queste parole derivano dal sumerico. Qui abbiamo anche il nome del ramaio, in Sardegna c'è rimasto. Ed è probabilmente l'unica regione mediterranea che ha mantenuto il nome del ramaio, ed è Eriu, che c'è rimasto come cognome. Eriu, dall'accadico Erium, perché questo noi lo pronunzieremo Erium. In realtà gli accadici dicevano Erium, quella E in certe province la usavano questa M, ma in certe altre province no. Per cui Eriu è proprio il cognome Eriu, che significa ramaio, va bene? Oppure può venire da Eru, perché si usava in due modi, come abbiamo visto la parola, da Eru più il suffisso mediterraneo iu, che ho spiegato molto bene nella mia grammatica, per cui Eriu significa proprio forgiatore del rame, cioè ramaio veramente, da cui le varianti del Rio, del Riu, del Riu. Mettiamocele in testa, i ramai erano conosciuti in Sardegna fin da epoca sumerica, ed erano coloro che iniziarono a forgiare il rame in Sardegna, chiamati con queste parole che sono le uniche rimaste in Sardegna, e dobbiamo tenerne conto di queste parole come fossero, sono la nostra eredità. Mettiamocelo in testa. E allora veniamo ai 13 nomi. Gli zingari avevano tanti nomi perché ogni regione dell'Eurasia gli dava il proprio nome, gli dava semplice, no? E poi vedremo qualche eccezione. I Coracanè li conosciamo dal Montenegro prima di tutto, poi dalla Serbia, dalla Bosnia, dall'Albania, dal Kosovo, dalla Macedonia. Vedete, quelli che mi hanno preceduto, non sapendo dove parare, dicono che deriva dal Corano questa parola, perché Coracanè inizia con Cora, e dicono deriva dal Corano, non stanno a spiegare però perché, e tralasciano poi Canè. Non so se mi spiego, è proprio il caso di dire una traduzione da cani. E invece vedete da dove deriva? Sempre dal sumerico. Cur, bruciare, più cana, scuro. Oppure, leggete cosa significa. Oppure abbiamo l'altra possibilità, dall'ebraico cara, che è una parola uguale a quella sarda, cara, che significa faccia, per cui Coracanè abbiamo faccia bruciata, viso scuro o faccia bruciata. E la controprova ce l'abbiamo proprio a Cosenza. A Cosenza chiamano i fabbri musigotto, cioè musocotto insomma, e a Tramonti nel Friuli lo chiamano muzigotto, cioè sono delle parole che si confermano fra di loro, semplice. Questo dice una sola cosa, che avevano il viso scuro principalmente, poi potremo avanzare un'altra ipotesi, avevano il viso scuro questi poveracci perché stavano sempre fissi sul fuoco, avevano il viso bruciato dal fuoco. Infatti poi vedremo un'altra loro definizione sempre relativa al fuoco.
proprio queste parole denunciano chi erano questi qua e lo denunciano proprio a pieno titolo, senza nessun tipo di sbavatura. In Bosnia i ramai sono detti caloperi, che guardate un po', li chiamano piedi neri perché questi che tentano di tradurre i nomi si fermano solo al greco. In realtà vedete da dove deriva. Kalu Pel, l'uomo che ha la bocca deturpata. Kalu Pel, gente dal labbro deturpato. A Di Pignano e altrove in Italia li chiamano anche quelli dal labbro bruciato. Perciò siamo lì, ho ragione io quando dico che deriva dal sumerico, cioè dall'uomo di Cro-Magnon. In altri posti li chiamano Lovara, specialmente in Ungheria, e tutti dicono che deriva da lo, cavallo, gli uomini che vanno a cavallo, che vendono cavalli, però si dimenticano di tradurre questo vara, traducono solo lo, cavallo. Cioè non è logico né scientifico prendere della parola ciò che ti serve e il resto lo butti nelle macerie come niente fosse, nell'immondezzaio. Mi devi anche tradurre questo, altrimenti non fai lavoro scientifico. Invece guardate in sumerico che succede. Lu, sempre uomo, lo, altro che cavallo. Uomo, bar, strano, fuori regola, diciamo, outside in inglese. Lubar erano uomini strani, stranieri in questo senso, questo bar significa proprio straniero, ed erano stranieri per la questione del nomadismo, e ci ritorniamo, cioè tutti i nomadi quando arrivavano in un territorio dove c'erano popolazioni stanziali venivano considerati per ovvie ragioni stranieri, anche perché erano senza terra, perché nell'alta antichità chi era stanziale, per ipso facto, è il caso di dire, aveva la terra, se no, perché era stanziale. I Gagicane, ecco, questi sono cristiani, i serbi cristiano-ortodossi chiamano i loro ramai con questo nome Gagicane o Gagicane. Dal sumerico vedete, perché loro non riescono, leggete voi stessi, sumerico gemere, Gagik più Cana, Cana sappiamo già che significa scuro, perciò gli scuri, i bruni gementi. Io interpreto per il fatto che probabilmente i ramai di tipo cristiano, gli zingari, perché sto arrivando agli zingari, poi ci fermeremo lì, gli zingari di religione cristiana probabilmente erano quelli che per vari motivi o per persecuzioni o che i cristiani furono sempre perseguitati dovunque, avevano perso ormai tutti gli strumenti del lavoro, insomma erano un pochino fuori e allora erano costretti a chiedere l'elemosina. Ecco, però è chiaro che chi chiedeva l'elemosina a maggior ragione era un nomade. E ritorniamo sempre al concetto di nomadismo che verificheremo sempre di più. In tutta Europa, vedete, e principalmente in Russia, ancora oggi i ramai vengono chiamati caldanari. Noi in Italia abbiamo la parola caldaia, dal latino caldaria, perciò di origine latina, recipiente di rame grande e tondo per cuocere. Però anche questo viene dal sumerico, guardate un po', hal, recipiente, vaso, più dara, rosso, haldara significa recipiente rosso, cioè di rame. I caldarari erano coloro che costruivano recipienti di rame, e solo di rame, badate bene, solo di rame, e anche questo è di estrema importanza, poi arriveremo agli altri metallurghi. Chi segue la questione dell'età del rame, del bronzo, eccetera, segua bene questi passaggi. Lautari, ecco, questo puoi far riempire. Vedete un po', hanno tradotto sempre i miei predecessori come liutari, invece in realtà, vedete, dal sumerico la utar,
che significa gente da impiccare e squartare. Perché? Perché erano sempre gente vagabonda e perciò quando entravano in territori altrui erano sempre visti come una mosca nell'occhio, cioè bisognava in qualche modo perseguitarli, respingerli, fargli del male. E qui siamo al solito fenomeno che abbiamo considerato già, la storia lo ha già considerato, ci sono i testi, le traduzioni, che riguardano gli ebrei e che riguardano i Kabili della Kabilia, ma riguardano anche i Kabilli della Sardegna, e ci arriveremo. Cioè, spero che tutti conoscano queste tre parole. Gli ebrei anticamente, prima del loro insediamento fisso a Canaan, si chiamavano Habiru, va bene? Habiru, da accadico Habilu o Habilu, criminale. Li chiamavano così i criminali nei testi ufficiali perché erano coloro che prendevano d'assalto le varie città della Cananea per impossessarsene. Erano i tempi di Giosuè, perciò tutto torna. Erano considerati criminali per antonomasia, nessuno se la prenda se gli ebrei anticamente, questa parola antica significhi questo. Nessuno se la deve prendere perché nessuno ce li ha, per carità, contro gli ebrei. E così sono anche i Kabilli sardi. I Kabilli sardi chi sono? Non so quanti barbaricini ci siano qua. Io ho letto anche un libro scritto da un serramannese sui Kabilli. I Kabilli erano per antonomasia coloro, i sardi delle zone interne, gli barbaricini, che arrivavano in pianura e facevano paura di per sé solo per il fatto che erano barbaricini. Ma perché i barbaricini facevano paura? Chi apre i libri di storia sa per quale motivo. Scendevano in pianura più che altro per fare le bardane. Erano paurosi per questo. Le bardane talvolta mettevano a ferrefuoco un intero paese. No, successe più di una volta in Sardegna. Per quello venivano chiamati Kabilli, come gli ebrei. Kabilli. Abbiamo anche i Kabili della Kabilia, cioè una regione montuosa dell'Atlante, che erano e sono ancora dei ribelli dimoranti sull'Atlante che fronteggiarono prima i Romani, poi gli Arabi. Ancora oggi parlano il berbero e questi Kabilli sono proprio relegati lì sulle montagne in modo che non nuociano, ma per Kabilli si intese sempre quello che si intende anticamente per Habiru. Guardate sempre questa R al posto della L mediterranea. Gli ebrei Habiru e non Habilu, per il semplice fatto perché loro usavano una lingua molto ma molto simile a quella egizia, che erano al contrario dei cinesi, gli egizi. Al posto della L usavano la R, mentre invece i cinesi al posto della R usano la L. Ogni regione ha la sua, però la parola è identica. Ciurara, ecco qua, ecco i miei predecessori dicono che in gergo romani, cioè poi ci arrivo alla San Romanisca, in gergo romani ciurara viene da ciurin che significa coltello. Vabbè, dicono affilatori di coltelli. In realtà, vedete, secondo me deriva dall'accadico kuru, fornace, più sumerico arab, vaso. Kurarab, quelli dei vasi forgiati alla fornace. Guardate, per ogni definizione etnica dei cosi, degli zingari, ritroviamo sempre il riferimento al fatto che stavano alla fornace a fare vasi. Sempre questo riferimento. E fermiamoci ai luri. I luri anche vengono chiamati luri o luli. E anche questo dal sumerico, uomo, rubo andare, guardate, l'urub significa uomini nomadi, camminanti, come li chiamano ancora oggi. Anche loro dicono di chiamarsi, in Roma oggi si nominano fra di loro ancora camminanti, perciò non è altro che la stessa parola luri con cui nel Medioevo venivano chiamati.
Guardate un po', l'ho scritto, può essere anche dall'accadico luru, uomo dalla voce femminea, anche questo può essere un indice importante, una prova o un indizio. Vedete quello che ho scritto, la leggenda dei Luri, che erano dei musici indiani che furono chiamati, secondo il poeta Firdusi, dallo Shah Bahram. Allora lo Shah, ecco, chiese al re indiano di inviargli 10.000 luri, una cosa impressionante, suonatori di liuto, per allietare la corte. Questi ricevettero grano, animali eccetera per insediarsi, invece non vollero insediarsi, allora furono scacciati, e da qua la leggenda del loro peregrinare, o per meglio dire il loro peregrinare leggendario. Va bene, poi come vedete venivano menzionati dai poeti persiani anche per l'eleganza e l'abilità del suonare il flauto e per il colore nero, che il colore nero non è spiegato meglio, chissà se perché provenivano dal centro dell'India, oppure questi luri, oppure perché erano neri sempre per la questione che battevano il rame. E veniamo alla parola zingari, per la quale ci sono molte varianti, ziganos in Spagna, azinganos in Grecia, zingani, sigani, gitane in Francia. Ecco, qualcuno li traduce come intoccabili, azinganos, in greco significa questo, certo. Invece, secondo me, deriva dal sumerico zig, agire su, operare sopra, ganum, grande vaso. Per me ritorniamo sempre alla tradizione iniziale. Questa è la mia interpretazione, perciò non intoccabili, e riusciremo ad avere delle prove andando oltre. Ecco, per esempio in Inghilterra li chiamano gypsies, alcuni li chiamano aegyptioi, cioè proprio che in pratica significa egiziani, perché si suppone una origine egizia, così, una origine sedicente. Perché sedicente? Un'origine dovuta al fatto che quando loro entravano in territorio non proprio, cioè non avevano territorio, quando entravano nei singoli territori che andavano a visitare per forgiare e vendere, loro si dovevano presentare in qualche modo, erano fantasiosi, e da qui nacquero molte leggende sui ramai, sugli zingari ramai. Loro si presentavano un po' dappertutto, addirittura con delle false lettere di accredito. Per esempio il re d'Ungheria, che secondo loro, passando per l'Ungheria e nei paesi limitrofi, mostravano una lettera del re d'Ungheria o del suo luogotenente che gli consentiva il passaggio e la dimora momentanea e così via. Non solo, ma certe lettere mettevano in evidenza, sempre falso, no? Scritte da loro stessi, erano furboni, dovevano sopravvivere, poveracci, e mettevano in evidenza la necessità che i singoli paesi, i singoli villaggi dove loro passavano, dovevano anche sostenerli e dargli possibilmente anche delle quote di soldi, di moneta, per continuare il viaggio. Loro vivevano così, e insomma, hanno continuato a vivere così, sappiamo tutti, fino ad oggi. La questione, la magica esistenza dei cosi, dei ramai, di cui non si è mai capito nulla, neanche loro lo sanno di preciso, però si sapeva che già nel Medioevo l'India era favolosa, l'Egitto era favoloso nel Medioevo, presso gli europei, per cui si presentavano in questo modo, con lettere di accredito in vari modi, con l'eleganza che almeno un tempo erano molto ma molto più eleganti dei residenti,
Per cui chiaramente i residenti, vedendo questa gente di passaggio, che fra l'altro sapeva suonare alla perfezione gli strumenti musicali, chiaramente diceva questi sono senz'altro di sangue nobile, e perciò li prendevano a ben volere. Ecco, in Italia, guardate questa questione, vengono chiamati ancora oggi sinti, e qua ci dobbiamo fermare un attimo, perché questi sinti sono famosissimi fin dai millenni precedenti Omero. In ogni modo Omero li cita 2 volte i sinti, una volta nell'Odissea, una volta nell'Iliade. Nell'Iliade Zeus scaraventa Efesto dall'Olimpo, seguite, no? E lui racconta: allemmo io cadi, stetti quasi morto, ma i sinti mi raccolsero, i sinties in greco. Nell'Odissea Ares, l'amante di Afrodite, Afrodite era moglie di Efesto, Efesto andava ogni tanto a visitare Afrodite e poi se ne ritornava fra i suoi sinti. Vedete un po', vieni amore, andiamo a letto e godiamo del nostro amore. Efesto non è più nel palazzo, forse è arrivato a Lemno tra i sinti che parlano rozzamente. Questo rozzamente l'ho messo in grassetto per farvi capire che il linguaggio dei Ramai è sempre stato rozzo alla nostra vista, perché in realtà i Ramai del continente eurasiatici avevano un linguaggio approssimativo. Per esempio non usavano la sintassi dei luoghi, dove usavano le giustapposizioni di parole, che so io, soggetto e verbo, oppure il verbo e predicato e basta, non usavano altre. Perciò parlavano rozzamente già ai tempi di Omero, 1000 anni prima di Cristo, perché Omero se è vissuto intorno al 1000 avanti Cristo, da parte di quando uscirono i suoi testi. Come vedete, questi sinti sono sempre esistiti e significa, secondo me, dal sumero, coloro che battono il metallo. Infatti, andiamo oltre, i sinti di Efesto erano i ciclopi, badate bene la questione, erano gli stessi ciclopi, affiancavano infatti Efesto dentro il vulcano battendo il metallo. Allora, furono inizialmente sempre parlo dei ciclopi in questo caso, relegati nel Tartaro da Cronos, poi furono liberati da Zeus una volta che Zeus detronizzò Cronos. Allora, io ho cercato di tradurre che cosa significa Kyclops, vedete, sempre dal sumerico, Q, perché questo è Q in greco, noi lo pronunziamo Q, però in realtà nell'alta antichità era U, Q-Klops, si pronunziava così. Dal sumerico Q, incidere, da cui in sumerico Kudim, argentiere, e perciò il Kudim è l'artefice dell'incisione. Pertanto ritorniamo a Kukulpu. Allora, Kukulpu significa, poi metatesizzato, Kuklupu significa chi si dedica a incidere e costruire. I ciclopi erano questi, erano coloro che aiutavano Efesto a incidere e a costruire. Infatti, come sapete, Efesto fu colui che costruì tutte le dimore degli dei sull'Olimpo, perché prima gli dei vivevano selvaggiamente all'aperto, per cui erano contemporaneamente incisori, argentieri e in più costruttori, i ciclopi. Questa è la mia interpretazione della parola ciclopi. I sinti non erano altro che i ciclopi non erano altro che i sinti. Questa è un'interpretazione rivoluzionaria, io mi rendo conto, sto guardando lontano perché ci sono degli archeologi molto interessati alla questione qua stasera. Bene, io sto andando lontano, ora chi vuole seguirmi in questa interpretazione mi segua, però io li sfido, mai una parola di Omero che dica che i ciclopi avevano un occhio, va bene? Mai. Quando No signore, le rileggi che i compagni
conficcano il palo nell'unico. Sì, no, non dice così, non dice così, è una frase molto sibillina, dice che gli ficcarono il palo nell'occhio, non nell'unico occhio, nell'occhio è successo quel che è successo, però non dice che avevano un solo occhio, non l'ha mai detto Omero, mai. Rileggetevi il passo, chi ha l'Odissea a casa se lo rilegga. I ciclopi erano battitori di metallo, punto e basta. Questa è la mia interpretazione. Cellini rappresenta E qui andiamo oltre, perché arriviamo ai Peleset, di cui parla tantissimo il professor Giovanni Ugas nel suo libro Sardana e Sardegna. Lui addirittura dice che i Peleset prendono il nome dal pilo. Il pilum in latino significa asta, lancia, significa asta, però è pazzesco, cioè lui dice evidentemente prima dei Peleset la lancia non veniva utilizzata, c'erano altre tecniche di guerra. Il professor Ugas, con tutto il rispetto che gli debbo, non sa quello che ha detto, quello che ha scritto. Perché la lancia, il pilo, è il primo strumento di guerra inventato dall'uomo. Ci si arriva con estrema facilità, basta pensare a quello che succedeva ai tempi preistorici, quando l'uomo per combattere o per uccidere gli animali non faceva altro che spezzare un ramo fra degli alberi con rami dritti, chiaramente, e da lì si faceva la lancia. Fu il primo strumento, perché poi la freccia fu uno strumento tecnologico d'avanguardia per quei tempi, perché bisognò inventare la composizione dell'arco, le minugia che venivano legate alle estremità, la freccia, la cuspide della freccia. Invece il primo strumento, la punta gli si fece strofinandola per terra, sulla roccia, la punta del pilo. Ecco, lui sostiene questo, che i Peleset furono gli inventori del pilo, da qua la loro parola. Invece vedete un po' la mia traduzione, ognuno prenda le decisioni che vuole, ma i Filistei chi erano? Erano intanto, tutti sappiamo, battitori del ferro, avevano innovato la tecnologia siderurgica, avevano innovato la tecnologia dei metalli e erano fra gli inventori della siderurgia. Vedete un po', dal sumerico Peel, che poi in contrazione diventa Pel, deturpare, e siamo sempre lì, dal sumerico. Pil, da cui fil, in inglese file, che anticamente non era file, ma era de fil nell'antico inglese, per cui siamo sempre lì, alla radice di filisteo, anche in inglese. Defile, come sapete, significa deturpare in inglese. Questo de è privativo e perciò rimane alla radice file. Deturpare, né più né meno come il sumerico. In Italia abbiamo questo turp, che probabilmente è un capovolgimento, una metatesi di purt, e siamo sempre lì, la stessa radice, prt. Non so se mi spiego, evidentemente questo prt ha origine egizia, sempre per quella R che vi dicevo, e siamo sempre al deturpare, come per gli inglesi, come per i filistei di biblica memoria. Questa è la mia interpretazione dei Peleset. Dopo questa radice c'era Shita che è un tipo di arma, per cui Pelishita, questa chi ha letto la mia grammatica sa che cos'è, uno stato costrutto. Pelishita erano i deturpati che producono armi. Ce lo vogliamo mettere in testa chi erano questi famosi Peleset, che molti dicono che erano sardi? Benissimo, dite che sono sardi, ma furono gli inventori della siderurgia. Sardi o non sardi? I Peleset erano questi. Come vedete, io oggi sto dando degli argomenti che scendono nel più profondo della ricerca, che sono molto, ma molto diversi dagli elementi che hanno portato i miei predecessori, che giustapongono le parole moderne.
una a fianco all'altra dicendo questa è uguale a quella spagnola, questa è uguale a quella italiana e così via, però non dicono nient'altro. Invece io scendo nel profondo dei millenni, scendo addirittura alla lingua di Cro-Magnon per capire cosa ci troviamo di fronte quando parliamo del fenomeno degli zingari e dei ramai, che era tutt'uno, erano zingari e ramai, ma non ho finito, di meraviglia in meraviglia, andiamo oltre. Cioè c'è veramente da rimanere a bocca aperta, perché ora arriviamo ai ramai sardi. Rom, ecco, iniziamo Rom, è una retroformazione, cioè un'abbreviazione di romanisco. Spero che tutti siamo d'accordo. In lingua romani Rom significa, badate bene, uomo, marito. In sumerico significa perfetto, ideale, proprio era l'aggettivale che si usava proprio per indicare l'uomo che si sposava. In accadico abbiamo rum, oppure rum, ma questa è una parola non contratta, questa è contratta. E che significa collega, amico, perciò significa in accadico anche etnia, propriamente detta, va bene? Ma questi accadici sono significati esteriori. All'inizio si può supporre che appunto preso il rom significasse questo, uomo marito, mentre poi per noi significò etnia. E andiamo a vedere meglio i rom. Chi sono questi rom? Loro si chiamano anche romanes o romani, che molti, guarda caso, interpretano come romani. San Romanisca è il gergo ramaio isilese, loro lo chiamano romanisca. Guardate bene. Questo iscu è un classico suffisso sardo, che l'ho spiegato bene nella mia grammatica, sardo sempre di origine sumerica. Perciò guardate bene la ricostruzione. Sumerico ru, costruzione, manu, legno, salice, più iscu, in questo caso non è un suffisso ma significa distribuzione, per cui se noi uniamo le tre parole abbiamo rumanishku, colui che costruisce con i salici e distribuisce, ossia intrecciatore di salici e distributore di salici. Qua mi si dice che le pentole di terracotta, i vasi di terracotta risalgono grosso modo al VII, come dire a 9000 anni fa. Ecco, però bisogna andare oltre, prima, cioè indietreggiare ancora. Prima l'uomo non cucinava perché non aveva le pentole, o perlomeno cucinava solamente con i famosi pili, cioè con una asta che staccava da un albero e infilava l'animale. Evidentemente aveva già inventato il fuoco e se lo arrostiva, viveva solo, a parte di radici, di erbe eccetera, viveva di arrosti e non di cotti. I cotti, i bolliti non ce li aveva ancora, no? Allora io mi chiedo, insomma, la civiltà la possiamo far risalire solo al 7000 a.C. o possiamo scendere ancora sotto? Cioè io mi sono chiesto questo. Se il romaniscus significa colui che intreccia i salici e li vende, evidentemente i romanes, erano coloro che si fermavano deliberatamente presso le sponde fluviali per accattare, prendersi tutti i salici che potevano. Sappiamo che i salici sono altissimamente produttivi, e facevano i loro prodotti e poi andavano a venderli. Con i salici facevano anche altro, facevano le come si chiama? Cassa, adesso non mi viene, per erigere i muri, cioè certi muri venivano creati con le casseformi create ovviamente da delle verghe intrecciate. Questi furono i primi manufatti dell'uomo del Paleolitico, per intenderci, precedente al coso. Allora io mi dico questo: se le cose vanno in questo modo, allora l'interpretazione non è peregrina ma molto semplice. Evidentemente la parola romanisco è paleolitica e il romanes
erano i primi intrecciatori della storia, 10-20 mila anni fa, che intrecciavano cestini di tutto e costruivano anche muri mettendo queste gabbie per poi elevarle, eccetera. E così giravano l'Europa, l'Eurasia per costruire i villaggi, eccetera, perché conoscevano la tecnologia. Si fermavano sempre quando trovavano i grandi fiumi ai cui bordi c'erano appunto enormi, quantità enormi di salici per rifare i loro attrezzi e poi viaggiavano per l'Eurasia per distribuirli. Questo riguarda l'Eurasia e poi arriviamo in Sardegna che ci troviamo ancora questa parola. È chiaro che arrivarono anche qua, però probabilmente arrivarono qua quando ci fu la tecnologia del rame. Una volta inventata la tecnologia del rame a Cipro, non importa dove, ecco che loro arrivarono anche in Sardegna perché era famosa la Sardegna per il rame, come sappiamo, fontana raminosa e non solo. Per cui è chiaro che quella parola paleolitica gli rimase, secondo me, e da lì se la portarono appresso fino ad oggi senza più capirne il significato. Però quelli che mi dicono che il romanes, eccetera, derivano la parola da Roma, mi fanno ridere a crepapelle, no? Io almeno do questa interpretazione, che è l'unica. Questa è l'unica parola, romanes, che si differenzia da tutte le altre che abbiamo visto. Come avete visto, tutte le altre si riferiscono al rame, invece queste sono precedenti al rame, sono proprio scendono agli albori della nostra civiltà. Vedete, noi abbiamo una controprova di quello che stavo dicendo. Il nuraghe Isparas a Isili, che è il nuraghe, come sapete, che ha la torre all'interno dell'atolo. L'atolos è la più bella di tutta la Sardegna, per vari motivi che poi potremo spiegare. Ispara viene dal babilonese isparum, laboratorio di intrecciatori. Va bene? Ispartu è una parola sarda, uguale all'italiano sparto, che indica proprio il Ligium Spartum, quella che nel sud viene chiamata zinniga. In babilonese ispartu è un aggettivo plurale e significa che intreccia steli d'erba. Per cui, se è vero questo, è anche vero che quel nuraghe ha un nome di estrema antichità. Probabilmente attorno a quel nuraghe i primi intrecciatori si insediarono creando il paese di Isili. Questo è quanto penso io per quanto riguarda la Sardegna, Isparas. E io avrei terminato. Non battete le mani. Cioè, siccome io ho detto cose clamorose, io spero di aver colpito qualcuno dei presenti, perché si può aprire non solo qua ma anche in futuro un dialogo su questa questione. Io tutti questi problemi li ho posti in questa grammatica, ecco perché dico che questa grammatica è di estrema importanza, oltre che essere una grammatica storica, per cui è chiaro che l'ho portata perché qualcuno potrebbe volerla acquisire. Bisogna dire una parola fine al problema dei ramai, intanto interpretando le loro 400 parole come io ho fatto, e poi appunto spiegando esattamente quale fu la loro origine, ma non mi si dica, e ho terminato, che i ramai arrivarono qua 3 secoli fa. Io ho terminato, grazie. Abbiamo 10 minuti per fare qualche domanda, iniziamo da Antonio. Si è rimasto con quello che ci ha detto stasera, oppure hai trovato cose nuove che possono chiarire ancora più la lettura? Ma sempre il rapporto ai ramai. Sì, il ramai. Sì, siamo a questo punto nel senso che io sostengo che i ramai qua in Sardegna ci sono dall'inizio dello sviluppo dell'età del rame. Ci sono, che poi siano venuti in un secondo tempo come una corrente avventizia rispetto agli indigeni, diciamo, agli aborigini già presenti, questo non lo so, è un problema grosso. Però è chiaro che noi la tecnologia di sicuro la conosciamo da quando iniziò l'età del rame.
Ecco, per cui oramai è chiaro che ci sono da allora. Poi qui può darsi che tu, Pierluigi, riesca a dire qualche altra cosa. Che il rame venga usato in Sardegna da sempre con continuità, cioè, è chiaro che è così. No? Io non so chi l'abbia detto che i ramei ci sono da 3 secoli, mi sono sbalordito, cioè è chiaro che è una sciocchezza, però cosa posso dire? Abbiamo tutti i reperti al museo in rame dal 3000 a.C. fino al 1500 c'è. Oltre c'è il rame mescolato con lo stagno, quindi diventa bronzo, e il bronzo continua fino all'età romana. Quindi per forza c'erano i lavoratori artigianali dei ramai. Ecco, ma chi l'ha detto che ci sono solo da 3 secoli? Non mi faccio nome. Intanto c'è questo Ramaio di Isili che insiste su questo. E poi c'è un professore universitario, speravo che venisse stasera ma non l'ho visto qua, il quale la pensa così. E gli ho detto, guardi, venga, che così mi contraddice davanti agli altri e dialoghiamo. Non può essere. No, è un chimico. Altre domande? Una e due. C'è scritto che gli zingari sono indoeuropei, vengono dall'India e adesso nel 1600-1500 sono diffusi in tutta l'Europa. Può essere che sia collegato alla Siria al fatto che gli svedesi hanno avuto un nuovo arrivo di esperti in metallo e si è creata la convinzione che loro sono di questa nuova alchimia, di questa nuova lingua, di questa nuova migrazione. Potrebbero essere collegate le cose, dal fatto che loro sostengono che sono di 300 anni fa, poco più. E in molti libri ho trovato questo dell'arrivo dei nomadi in Mezzo Europa. Ma forse parla dei nomadi in generale, sono arrivati anche qua in Sardegna, ma che non ci siano ramai in Sardegna io sono sorpreso. Sì, ma qui ancora oggi arrivano commercianti dalla Cina, ma non perché in Sardegna non ci sono commercianti di abbigliamento. Cioè, magari genti rumene che lavorano in rame sono arrivati in Sardegna, hanno trovato anche la materia prima, ma che in Sardegna non avessero trovato ramai, io sono molto sorpreso. Certo. La mia curiosità è su Roma, romani, ma cosa vuole dire? Ha una diversa definizione Roma e deriva poi romani. Erano anche loro intrecciatori di salici? Appunto è quello, è che i miei predecessori hanno fatto tutti lo stesso, si sono macchiati tutti dello stesso peccato originale, quello di giustapporre le parole, cioè l'indagine etimologica scende nel più profondo dei tempi per vedere quale parola antichissima, la più antica che sia rilevabile dai dizionari, qual è quella parola che si può ricollegare a quella o a quelle attuali, non solo nella forma ma anche nel significato. E invece tutti si fermano a una giusta posizione di parole, di fonemi, senza però spiegare nulla, perché non spiegano nulla. Addirittura quando ho parlato di Lovara o Lovara, cioè loro analizzano solo il lo, perché in una lingua europea c'è la parola lo che significa cavallo, e non spiegano il vara, cioè loro prendono ciò che gli serve e non dicono altro, cioè non fanno un'indagine scientifica. Per cercare le etimologie bisogna fare non come il capitano che guida una nave per gli oceani in superficie. Quello si collega con i vari popoli in superficie, sono popoli esistenti in questo momento, nello stesso momento, sincronicamente. Colui che fa etimologie è come il professor Picard che scendeva col battiscafo nella fossa delle Marianne. Bisogna fare la stratigrafia. Bisogna fare la stratigrafia, infatti io sostengo... È un lavoro diacronico, cioè altrimenti non ha senso, diventa... Capisci? E allora io solamente così mi rendo conto, agganciandomi all'antico, di quello che può significare una parola. È chiaro che la questione è già salta fuori per la terza volta il fatto che si ha notizia solo di 3 secoli fa, quella dei ramai, eccetera. Cioè questi sono concetti portati a galla da chi? Dagli studiosi del Medioevo, medievalisti,
i quali non vogliono scendere agli strati inferiori perché a loro bastano questi testi attuali e lì si fermano. Ma così facendo ingannano il lettore, colui che vuole studiare all'università per primo e poi nei licei, lo ingannano perché gli dicono falsità, perché non legano strutturalmente tutto il fenomeno fino alle radici, lo legano, come ho detto prima, solamente in termini proprio in parallelo, ma non strutturalmente in profondità. Io come etimologista sostengo che se non si va in profondità non capiremo mai le parlate di nessun tipo. Piero? La domanda è sulla dei Danai. È esistita una scrittura pre-sumerica? C'è qualche traccia? No, chi è che ha detto sì? Ho sentito un sì. No, non esiste, per quanto ne so io, la prima scrittura è quella sumerica, sembrerebbe seguita a ruota da quella egizia, o comunque sia, sono parallele. Però gli uni si esprimono in un modo, gli uni con i cunei e gli altri invece con le figure. Bisogna cercare di... È una domanda che apre una finestra, aspetta. Bisogna vedere che cosa si intende per scrittura, Piero. Allora, scrittura come forma di letteratura è un conto, scrittura come tenuta dei conti è sempre scrittura commerciale, ma è un altro sistema. Prima Logan. Salvatore, però in cinese... No, chi è che ha citato Logan? Chi ha citato Logan? Piero. Ah, ma non è... L'ho letto da qualche parte. Ah, La scrittura ogamica è una delle più antiche esistenti. ecco. E però nessuno è riuscito mai a dimostrarlo. C'è un tipo che mi sta angariando su questo tema da anni e io gli ho risposto che vada a scrivere altrove i suoi testi, vada a tenere altrove le sue conferenze, perché se fosse vero che in Sardegna si è creato perché lui dice così, l'ogamico fu creato in Sardegna ed è vecchio, più vecchio del sumerico, lo dice, non mi ricordo come si chiama questo signore, Garuti. Ebbene, però non l'ha dimostrato. Nel libro che lui ha scritto, che io ho letto, non l'ha dimostrato per niente. Io mi faccia vedere il secondo. Cioè ditemi dov'è, lo compro subito. Però lui finora non lo ha dimostrato. Questa è la mia opinione. Perché se lo avesse dimostrato io sarei contentissimo di dire oh, caspita, finalmente abbiamo scoperto il primo alfabeto sardo, va bene? Però finora questo signore sta vendendo fumo perché da ciò che ho visto io anche in internet scritto da lui fa vedere certi segni così strani, non so se hai seguito questo. No, io proprio mi segni rifiuto strani. mentalmente di entrare negli argomenti di... No, non sono segni strani, sono linee che si... E lui addirittura gli dà un significato fonetico a queste linee. Dice che quei segni sono le iniziali di alberi, erbe dell'uomo. Senza tener conto che lui vuole dare colpi di mazza alla Sardegna, perché quando sostiene questo, io gliel'ho spiegato a lui, che tu stai dando colpi di mazza alla cultura sarda, la stai disintegrando, perché non è così che si fa cultura. Un alfabeto quando nacque per esprimere le parole intere, ma non con una sola lettera, con una serie di segni, oppure facendo come gli egizi che inventarono l'alfabeto, come tutti sanno, no? L'ho spiegato qua in una lezione. Gli egizi furono gli inventori dell'alfabeto e poi nell'usare l'alfabeto proprio foneticamente, nell'usarlo, mettevano a fianco i loro simboli. Quando parlo di uomo, se voglio intendere uomo dell'altro sesso, cioè donna, ci metto disegnata la donna e così via. Se voglio mettere, se voglio indicare il camminare, se voglio indicare il camminare metto due gambe e così via. Se voglio indicare l'uomo che prega scrivo uomo e poi metto la figura dell'uomo che prega, eccetera. Ma infatti questa è letteratura. Io quando sento di
quando sento parlare di scrittura, chiedo sempre, ma scrittura che cosa si intende? Perché scrittura... Cioè, ditemi voi se con un segno, io un segno, che poi non è ripetuto, mentre nei testi egizi certi segni sono ripetuti anche 1 milione di volte, e così anche i segni dei Sumeri, questi segni dove sono ripetuti? Con quale frequenza? Ci vuole una frequenza, una statistica, bisogna fare uno studio serio. Questo lui non ha fatto. Un'altra cosa vorrei dire, Piero. Io mi sono dedicato a questi autori, che sono 3 o 4, poi ho rinunciato perché ho parlato con loro e non mi hanno convinto. Loro non solo si riferiscono a singoli segni, ma quando li leggono, li possono leggere secondo un loro criterio, dall'alto verso il basso, oppure dal basso verso l'alto, oppure dal destra verso sinistra, oppure in obliquo. Sì, ma se una parola è una parola, tu mi devi dire quante volte la ritrovi scritta nello stesso modo. Invece, se tu mi dai un'interpretazione di un testo e dici questa parola dobbiamo leggerla così, questa invece la leggiamo così, ma l'altra volta l'abbiamo letta così, adesso però la leggiamo in obliquo, io dico stop, non mi interessa parlare con te e mi dedico ad altro. Ma sono 3 o 4 in Sardegna che lo fanno, la scrittura rebus la chiamano. Le spiego questo. Comunicazione è la scrittura. Quando si interpretò la lingua sumerica e poi quella accadica, ci vollero decine e decine d'anni, scontri tra decine e decine di università, e così anche per la lingua cosa, da Champollion in poi, il geroglifico. Ci passarono decenni e decenni prima di iniziare a capire qualcosa di quella lingua. Questo signore di colpo si presenta al mondo come lo scopritore dell'antica lingua sarda e allora scriva un libro organico, ben messo, per spiegare esattamente che cosa vuol dire. Perché quando mi dice che il tale segno, che non è ripetuto in nessuna parte della Sardegna, c'è lì e basta, significa che so io cavolo, però non me lo dimostra, non c'è un segno, un segnetto che può equivalere a una sola lettera dell'alfabeto, che vuol dire cavolo, ma con quale criterio tu mi dici che quel segno significa cavolo se non hai nessun tipo di ragione? Cioè dietro, allora ad esempio, Salvatore chiaramente il suo titolo di studio è linguista, glottologo, fa etimologia, ci mancherebbe. Però se tu prendi un suo libro, nelle prime 200 pagine c'è la metodologia di ricerca. E allora lo leggo, poi io dico ok, non è argomento per me, non lo capisco, ma le 200 pagine di metodologia scientifica le ho capite. Questi altri autori non hanno fatto questo. Partono già come se noi sapessimo che metodo hanno usato. E allora dico, mi dispiace, non ti credo, non mi interessa leggere, non ci capisco niente, se non mi spieghi come stai lavorando, non mi dai supporto per leggerti. È un argomento difficilissimo questo, quindi devi spiegare come hai fatto ricerca. Se non lo fai, o sei in malafede, ma non credo, oppure se sei in buona fede devi imparare un metodo scientifico. Prima lo impari e poi ce lo spieghi e poi ti credo. Io ho visto un altro che prendeva le barchette nuragiche e mi diceva, vedi qui c'è scritto toro con la... Sì, ma poi fai corsi di lingua sarda, nuragica. Io rimango sbalordita, c'è 50 persone che ci vanno. Io dico, ma ragazzi, ma di cosa stiamo parlando? Il professore dice anche che ha invitato diverse volte a una conferenza con studiosi riconosciuti, eccetera. Sì, e nessuno ci va mai. Nessuno ci Ma è normale, scusa. Non gli rispondono l'occhio. Ma è chiaro, ma come? Non può esserci. Ma la risposta è scrivi un libro, scrivi un metodo scientifico, lo presenti a una commissione scientifica di persone che ne sanno e dopo puoi dire la tua. Evidentemente la commissione scientifica gli ha detto mi dispiace ma ma il silenzio vabbè. Altre domande? No. Ah, Enrico, sì. Prima dei Sumeri ci sono delle testimonianze
perché nel 12.000 avanti Cristo, nella Turchia meridionale, le stele di Göbekli Tepe sono, Ci sono dei segni, sì. ma molto importanti. Quella è il luvio, la lingua alluvia, che secondo me, vedi, io non ho parlato di scrittura, naturalmente io l'ho approfondito e faccio finta di non saperne, perché mi interessa non approfondire, perché mi occupo di altro. La lingua alluvia, che è quella di Göbekli Tepe, che era parlata dai natufiani, è ben conosciuta. Io ritengo che ci sia una lingua, Prima del... parliamo di 12.000 anni fa. Quella lingua è testimoniata, è conosciuta, la parlavano nelle zone della Turchia e da quella probabilmente discendono le altre. Però io mi fermo lì perché ci vogliono esperti per parlare. Sì, sì, sì. Ma il luvio c'è, è conosciuto, era la lingua che poi parlavano gli Ittiti. Quindi quella è conosciuta. I sardi non parlavano. I sardi? Chi l'ha Erano i detto? caldesi. Ma chi l'ha detto che non parlavano? Va bene, ci vediamo fra 2 venerdì. Arrivederci.